Voglio leggere da Matteo capitolo 6. Guardate, avete aperto la Bibbia? Tutti quanti. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti all'uomo, per essere osservati da loro. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini. State molto attenti a praticare non la giustizia, ma la vostra giustizia. Per essere osservati da loro. Altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando tu dunque fai l'elemosina, non fai suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto. Il Padre tuo, che vede in segreto, che vi darà ricompensa. È vero? Allora, cominciamo subito da qua perché interessa quasi tutto il capitolo. No, quasi tutto il capitolo. Va bene? Guardatevi per praticare la vostra giustizia. Il nostro modo di fare, il nostro modo di atteggiamento, magari che il nostro modo di esprimerci copiato da qualcun altro. Quando un discorso non viene da noi, lo si percepisce subito. Perché si vede dall'espressione vocale e anche dall'espressione del nostro atteggiamento quando parliamo. Perché il popolo che ci ascolta non è un popolo formato da stupidi, ma è formato da persone che hanno discernimento che viene dall'alto. Amen. Proprio in questi giorni, parlando con un fratello, parlando così, disse una frase che conosciamo magari. Mio padre, da quando ero bambino, ci ripeteva sempre una frase. Dovete essere sempre semplici e umili. La semplicità e l'umiltà deve distinguere i figli di Dio. Amen. La semplicità e l'umiltà. Ma non viviamo in tempi purtroppo di semplicità e umiltà. E lo vediamo tutto attorno a noi. Oggi dice io. Addirittura ho letto un articolo qualche settimana fa, un piccolo articolo, che sta venendo fuori una religione dove c'è, la frase non me la ricordo bene, ma questa religione si chiamerà Elio, cioè io sono Dio. Dio. Io sono Dio. Io sono Dio. Prima c'eravamo noi, poi in noi è diventato voi, adesso è diventato io. È vero o non è vero? Dio, che è una grave veramente situazione che sta vivendo in noi. Quello che sta succedendo. Quelli dell'io vivono nei palazzi, coperti di denaro, che mandano le persone a morire. Quella è la rappresentanza dell'io. Non si rendono conto. Il cuore che grida anche dentro di loro dovrebbe gridare dentro di noi. Dovrebbero dire, ma guardati attorno. Non guardare te stesso, te stessa, ma deve guardare quello che sta succedendo nel mondo, magari da persone che neanche ti aspettano. Per essere osservati da loro, farsi vedere dagli altri.
bravo, che sono fatto. So parlare bene, so esprimermi bene, scusatemi se non ho la lingua sciolta, è vero? E quindi mi esprimo bene, quindi sono una persona di cultura. Grazie a Dio per la cultura. Ma prima della cultura ci dovrebbe essere l'umiltà. Adesso se ci guardiamo attorno nella Chiesa del Signore, in giro, si sta vedendo una cosa, che tanti stanno parlando, stanno predicando, non con questo, ma con questa, non c'è cuore. E lo si vede nel rapporto stesso che hanno con la Chiesa, che i fedeli hanno, il rapporto che i fedeli hanno con la Chiesa, e a volte per gli stessi pastori il rapporto che hanno con la Chiesa. Non c'è più il rapporto di una volta. C'era un giovane che l'ho conosciuto, grazie a Dio che è qui con noi stasera, che quando c'era un'anima che aveva bisogno, se la portava a casa. E se c'era una coppia che aveva bisogno, se la portava a casa. Questo giovane in mezzo a noi che si chiama Peppe, come si chiama? Per lui succede ancora, ma adesso non è più così. Siamo insieme, ci permettiamo addirittura di vantarci che siamo una famiglia, ma nella famiglia ci si conosce, nella famiglia ci si sta insieme. È vero o non è vero? E ci si esprime semplicemente per farsi capire da tutti, per essere osservati da loro quanto bravo sono. Mi hanno detto che un pastore di anni fa, che quando si preparava per predicare, si vedeva davanti allo specchio per vedersi come doveva sentirsi. Ora, penso che è vero questo, è veramente, ma ho paura che adesso molti lo fanno. Signore, aiutaci. Ripeto, guardatevi da praticare la vostra giustizia, per essere osservati da loro, dalle persone, quanto è bravo che bella testimonianza, che bel comportamento, che un bel modo di vestire e di essere, ma da dove viene? Tutto quello che facciamo dobbiamo farlo per onorare il Signore. Amen. Non per farlo vedere agli altri. Quando dunque fai l'elemosina, non fare suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Viviamo in questo modo. Ogni buona azione, tante buone azioni che vengono fatte oggi, chiamiamole buone, dovrebbero essere buone, ma succede che non sono più buone quando queste buone azioni lo si fanno per farsi vedere dagli altri. Avete notato questo? In che tempo stiamo vivendo? Questo è il tempo in cui stiamo vivendo. Quando dunque fai l'elemosina, non fare suonare la tromba davanti a te. Sapete, ho dato questo, ho fatto quell'altro. Guarda. Aiutare qualcuno è una cosa di privato, di personale. Il cuore ci dice di aiutare qualcosa, fare qualcosa che onora Dio o che onora e aiuta qualcun altro. E qualcosa lo facciamo per la gloria di Dio. Non occorre che ci mettiamo in prima persona e dire, sai, io ho fatto questo, io ho fatto quell'altro. Il Signore sa. Quando dunque fai l'elemosina, non fare suonare la tromba davanti a te, come fanno gli scritti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Per essere onorati dagli uomini. Noi, il nostro comportamento deve tendere a onorare il nome di Dio. Lo scopo delle buone azioni, dell'amore che dobbiamo avere per gli altri, delle preghiere che noi presentiamo al Signore per gli altri, deve onorare Dio. Perché quando facciamo questo, noi vogliamo santificare il Signore, spingere gli altri a riconoscere Dio come il Santo dei Santi e Re del Signore.
Io vi dico in verità che questo è il premio che ne abbiamo. Il premio che ne abbiamo quando facciamo così. Bravo fratello, bravo sorella, bravo, bravo, bravo. Ma quando fai l'elemosina, non sappia la sinistra quello che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Io conosco alcuni fratelli e sorelle della Chiesa del Signore che noi non abbiamo idea, lo scopriamo che succede senza che la persona lo voglia, che fanno le visite a Parma, a Vicenza, non so, qui o a Bassano, che visitano gli ammalati, visitano le persone che vivono da sole, gli anziani, senza dire niente a nessuno. Senza dire la domenica sono andato a trovare, allora qui sto andando a trovare, onoriamo e glorifichiamo il nome del Signore. Noi, con il nostro essere e il nostro fare e il nostro vivere, deve semplicemente e umilmente da parte nostra innalzare il nome di Dio. Se noi ci guardassimo, oh, avete visto? Abbiamo trovato e troveremo, abbiamo trovato un bel locale. Abbiamo dimenticato forse che se l'abbiamo trovato per la grazia di Dio. Amen. È meglio dire ringraziamo il Signore che ci ha fatto trovare un bel locale. È vero o non è vero? Ringrazio il Signore per la gioia che mi ha dato, che ho incontrato col fratello per la sorella. Ringrazio il Signore che domenica in chiesa e mi sono sentito toccare il cuore. E ho provato un'esperienza che magari mai l'avevo provata. Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ne darà la ricompensa. Noi nelle nostre chiese, come ho detto prima, abbiamo fratelli e sorelle che coprono dei ruoli molto importanti, non soltanto nella chiesa, ma anche nel mondo, per la loro attività o per altre cose. Fanno opere di bene tutto quanto, ma io non li ho mai sentiti testimoniare e dire quello che stanno facendo. Gloria a Dio, perché quello che stanno facendo per loro non lo stanno facendo loro e noi siamo semplici strumenti nelle mani di Dio. E se il Signore ci dà e ci mette in cuore di dare e fare qualcosa per un fratello, per una sorella o per qualche altra cosa, non viene da noi, ma viene da Dio e dobbiamo dare e glorificare. Fratelli e sorelle, noi tutti non abbiamo poco da vantarci. Abbiamo poco da vantarci. Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quello che scusatemi fratelli, la tua sinistra è quello che fa la destra, perché la tua elemosina sia fatta in segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. A Padova e a Vicenza, e certamente alcuni di voi lo sapete già, avevamo un gruppo di sorelle, di fratelli già nominati, non uno o due, erano un bel gruppo, cioè quelli che volontariamente si sono impegnati a fare visita agli anziani, oppure agli ammalati, e tutto questo lo facevano. Però la Chiesa, quelli che sapevano che c'erano queste sorelle che facevano quel servizio, erano soltanto le persone visitate. La Chiesa non sapeva chi fossero, perché non è stata fatta la pubblicità delle persone, delle sorelle o dei fratelli che stavano facendo quel servizio, e neanche loro lo facevano, perché lo facevano con umiltà e sincerità. Sapete quando l'hanno scoperto? E sapete quando l'avete scoperto? E qualcuno magari sapevate perché vi conoscevate e sapevate, eccetera. Quando l'hanno scoperto? Quando hanno letto il libro che abbiamo scritto, dove ho pubblicato, dopo 40 anni, in 40 anni quali erano le sorelle e i fratelli che facevano le visite agli ammalati, ma non una volta tanto, c'era un impegno. Addirittura veniva rilasciato un modulo
che loro riempivano, come era andata la riunione, come stava la sorella, il fratello, e che ci passavano a me a consiglio di chiesa e noi eravamo a conoscenza di tutto quello che succede. Amen? Senza fare suonare le campane. Queste sorelle, se guardate bene, scoprirete che non lo sapevate, non conoscevate la loro attività, i fratelli. E così bisogna essere. Se il Signore manifestato, se Lui vuole. Amen, alleluia. Alleluia. Quando pregate, questo è il punto centrale, non siate come gli ipocriti. Vediamo cosa fanno gli ipocriti. Sono non se neanche solo me, sempre, ovunque e tu. Non è che ancora questo solo. Solo me. Quando pregate, non siate come gli ipocriti. Vediamo come sono gli ipocriti. Poiché essi amano pregare stando in piedi in chiesa, scritto nelle sinagoghe, chiesa nell'ora, e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Quando preghiamo, non lo stiamo facendo per farle vedere che siamo bravi, che siamo così spirituali. Se siamo spirituali bravi, il Signore lo sa, non occorre che se ci sono queste idee che vogliono entrare nella mente, buttiamole fuori. L'umiltà è quella che vince sempre, e la semplicità, perché quando si è umili e si è semplici, tutto quello che facciamo e diciamo viene compreso, recepito dagli umili e dai semplici. Altrimenti, se parliamo difficile, non è perché non ci capiscono, perché sono ignoranti, ma non ci capiscono semplicemente perché sono umili e sinceri con realmente quello che siamo noi. Mi sono spiegato anche per le sorelle. Amen. Perché se non finisco domani? No. Adesso mi fermo e magari facciamo parte seguiamo a favore. Quando pregate, non siate come gli ipocriti. Sono ipocrita che fa finta di essere cosa, però in realtà non lo è. Oh, quanto bella che sei, o quanto bello che sei una brava persona. Forse chi riceve questo complimento, se lo recepisce, dice ma va per fare il giro qualcun altro. È capitato qualche volta trovarvi di fronte a qualche ipocritazione. Quando pregate, non siate come gli ipocriti. Vediamo cosa fanno gli ipocriti spirituali. Poiché si amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe. Non come me che sono rimasto seduto. Ma noi ci siamo alzati in piedi e voi vi siete alzati in piedi per onorare il nome del Signore. Quasi come mettersi sulla testa di fronte al Re dei Re, Signore dei Signori. Amen. Quando pregate, non sia come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e poi ancora e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Guarda. Ma quello lo fanno perché si gonfiano. E molte persone, dobbiamo stare molto attenti anche ai giovani, non convidare, adulare i giovani per quello che fanno, perché li roviniamo, perché viviamo una società gonfia, piena di sé e di arroganza, ne sanno sempre più dell'altro e vogliono saperne di più addirittura del nostro libro, la parola di Dio, nostro, perché il Signore ha fatto sì che lo abbiamo. Grazie Signore. Quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini.
Quando Beppe e poi altri che andate a passare che c'è l'evangelizzazione, non andate tanto per andare, ma andate perché siete spinti dallo Spirito Santo. Grazie. Amen. Spinti dal Signore di andare, rendervi visibili affinché il mondo veda e creda chi siamo e figli di chi siamo, che possa conoscere e avvicinarsi al nostro Padre Celeste. E che queste persone che ascoltano, ci vedono, amen, e che valutano come siamo e chi siamo, saranno spinti a volte a provare. Quando ci si prova, si voglio vedere se va ad andare in chiesa va bene o male. Ci sono stati quelli, voglio vedere cosa vanno privati là. Grazie a Dio, sono venuto per provare. Sono stati presi perché lo Spirito Santo li ha coperti e li ha riempiti. L'importante è che vengano, poi il compito non è nostro. L'importante è portare anime in chiesa, anche a casa nostra. L'importante è visitare le anime. Amen. L'importante è partecipare ai culti, agli studi. L'importante è partecipare agli incontri di famiglia. Il resto lo farà Lui, perché il resto noi non possiamo fare. Amen. Alleluia. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti darà la ricompensa. A volte ascoltiamo delle testimonianze. Io ogni mattina mi alzo presto e prego fino alle 7. La preghiera personale, la preghiera privata. Ci sono due momenti di preghiera. La preghiera personale privata. E adesso c'è un esempio. Privata, va bene? E c'è una preghiera comunitaria. È vero o non è vero? Noi abbiamo bisogno di tutti e due i momenti. Come Gesù, che ci ha dato l'esempio, viveva quei momenti. C'era un tempo in cui era con i suoi discepoli. È vero o non è vero? C'erano dei momenti in cui lui si scostava dagli altri per rimanere da solo davanti a Dio. La nostra preghiera privata non occorre comunicare che noi ci preghiamo 3 volte al giorno, che noi, eccetera, sempre noi. Il Signore lo sa. Quello è l'incontro privato. Quando io ho un incontro privato o qualcosa di importante e che devo condividere con fratello Peppe, non chiamo a toccare, non lo dico a tutti, è qualcosa di privato. E quando io mi trovo davanti al mio papà, e Gesù si trovò davanti al Padre da solo, e lì davanti al Padre, sapendo quello che devo soffrire, piaceva. Da solo. La preghiera da solo. Non è importante, ascoltate, non è importante quante ore, ma come preghiamo e l'atteggiamento che abbiamo quando preghiamo. Questa è la cosa importante. A un fratello che era un missionario gli fu chiesto: fratello, in quali momenti e quante ore preghi al giorno? Questo fratello rispose 24 ore su 24. Come fratello fare? Io sono sempre in comunione con il Signore. Dovunque io mi trovo, anche mentre sto lavorando. Io sto pregando. Anziché cantare, una volta quando ci lavorava, mi ricordo i miei fratelli, a quei tempi specialmente, c'erano i carri trainati dall'asino da cavallo, che oppure nella mia cultura cantavano e lavoravano. E noi, davanti al Signore, un incontro privato, abbiamo bisogno. Dei momenti che abbiamo bisogno di avere un incontro privato con Gesù. Amen. Abbiamo un bisogno privato con Gesù 24 ore su 24
E abbiamo bisogno di un incontro comunitario almeno 3 volte alla settimana. Siete d'accordo? Eccoli qua. Visivamente. Non ho trovato, Sì, infatti, è ricordato, sai. Scusa, adesso concludo, no? Ma tu quando preghi, cosa devi fare? Quando preghi, entra nella tua camera e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. Nessuno sa che in quella cameretta c'è sopra, tu lo sai che c'è, e lo vai a trovare, è lì che ti aspetta, e ti aspetta da solo, non insieme agli altri. Ma quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo. Parlare con tuo padre. Vi ricordate, quando eravamo piccoli, noi parlavamo, facevamo la festa, papà, la mamma, il fratello, vi ricordate? No? Penso che facevamo tutti, eravamo contenti. Ma c'erano dei momenti che, lasciando da parte tutti gli altri, andavamo e ci appoggiavamo sulle ginocchia di papà. Mi ricordo ancora, ero piccolino. Sapete cosa faceva il mio papà? Aveva i baffi, mio papà. Mi prendeva in braccio e mi diceva adesso ti vischio la mano. E con la faccia ti prendi la schiava la pazienza. Ci sono dei momenti in cui preghiamo insieme alla Chiesa del Signore o con altri, familiari, altro, ma c'è un momento in cui abbiamo bisogno come bambini di spiegare con Gesù. Grazie. Amen. Alleluia. E lui non ti mischierà la mamma, ma riempirà i nostri cuori di amore. Alleluia. Quando dico scusate, perdonate. Quando preghi entra nella tua cameretta e chiusa la porta, senza farsi sentire, ma adesso lascio per chiusa così tanti sentono. No, nessuno deve sentire. Una preghiera privata. Il Signore in quel momento puoi chiedere di tutto. Non occorre che gli altri sappiano. Ci sono delle cose che gli altri vogliono che sappiano così pregano insieme a noi. E per noi. Ma ci sono dei momenti in cui abbiamo bisogno di stare con Gesù. A volte guidando la macchina, adesso purtroppo la macchina fa un giro poco. Ma io mi ricordo ancora che quando andavo in giro da solo, sentivo la presenza del Signore in macchina. E pregavo il Signore, guardavo il Signore e mi veniva quasi quasi che facevo così per la persona. Io sentivo così. E non c'è cosa più bella, più appagante per essere, qualcosa che ci sazia. Avere un rapporto personale, continuo con Gesù. Alleluia. Con tu quando preghi entra nella tua cameretta. E chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, anche lui nel segreto. Non lo dice a nessuno, forse non lo dice neanche agli angeli. E qualcuno del cielo che lo sta cercando non gli risponde neanche perché è impegnato. È una battuta. Tieni nel segreto. Il Padre tuo che vede nel segreto, ti darà la ricompensa. Fin qui stasera. Addio Signore. Era